Potrebbe essere la conseguenza di stress lavorativo, come viene chiamato dopo il Covid di burnout, il caso di violenza verso alcuni anziani all'interno della casa di riposo Cesana Malanotte di Vittorio Veneto. Sotto accusa un operatore sociosanitario filmato dai carabinieri che avevano piazzato micro telecamere e microfoni ambientali all'interno della struttura di ricovero. L'intervento è avvenuto dopo alcune segnalazioni di familiari degli anziani ospiti e al centro delle vessazioni del 48enne, che però al momento non risulta sospeso dalle sue attività. Stupore da parte del sindaco, ma anche della dirigenza della struttura all'oscuro dell'indagine. Non avevamo avuto nessun tipo di segnale neanche da parte della direzione, che era praticamente all'oscuro di tutto, e quindi neanche da parte degli operatori stessi e neanche da parte degli ospiti del Cesana. L'operatore si è sottoposto all'interrogatorio cautelare e davanti al giudice avrebbe confermato di essere sotto stress a causa di turni particolarmente pesanti, ma di aver scaricato la tensione in diversi episodi contro i colleghi e non verso gli ospiti inermi. Una vicenda che per il sindaco non deve sminuire la fiducia nei confronti del personale del Cesana Malanotti. Noi abbiamo continuamente rapporti con la direzione, io vado molto spesso all'interno del Cesana a trovare gli ospiti, a trovare i familiari degli ospiti, e noi continueremo in questo rapporto continuativo anche con gli operatori sociosanitari, a cui va la nostra massima fiducia, perché insomma tutto il personale è sempre stato personale di alta qualità e molto disponibile, e continueremo a vigilare e stare un po' attenti se ci sono dei segnali particolari. Il primo nostro obiettivo è salvaguardare il benessere degli ospiti che sono all'interno della nostra struttura, e quindi faremo di tutto perché questo benessere psicofisico degli ospiti sia garantito.